I fischi di domenica scorsa nell'intervallo, ma soprattutto a fine gara, all'indirizzo del tecnico dell'Acragas Giancarlo Betta, tengono banco in città. Moltissimi tifosi è deluso di questo avvio di stagione dell'Acragas perché ritiene che la squadra sia molto più forte di quello che disponeva Rigoli l'anno scorso e pertanto non si capacitano, come sia stato raccolto appena un punto, nelle ultime 2 gare. I mugugni erano cominciati già alla fine del match perso di misura a Leonforte, dove a dire il vero l'Acragas, dopo i primi 30 minuti giocate male, aveva dominato, segnando anche 2 reti buone ma annullate per fuorigioco inesistente dalla terna arbitrale. Ma è diventata quasi contestazione domenica scorsa dopo il pareggio interno contro il comprensorio Montalto. Dalla curva, ma anche dalla tribuna, la gente ha cominciato a rumoreggiare e senza tanti giri di parole si è sentito più volte inneggiare a Pino Rigoli. Sapevamo che difficilmente il cordone ombelicale con l'ex tecnico si sarebbe interrotto, sapevamo anche che alle prime difficoltà il suo nome sarebbe balzato nuovamente in ballo. Soprattutto sui social network Betta è stato preso di mira anche in modo pesante. Così pesanti gli attacchi che il tecnico si è sentito in dovere di scrivere anche una lettera. Rimango esterefatto dall'ignobile attacco mediatico perpetrato alla mia persona da alcuni giorni e comunque sin dal dopogara di Leonforte, scrive l'allenatore biancazzurro. In queste ore, dopo il pari in campionato contro il Montalto, su un social network leggo valanghe di insulti grazie a giornalisti compiacenti e male informati che hanno diffuso notizie prive di fondamento e non verificate. Fin qui la difesa di Betta. La società, dal canto suo, sta vicina al tecnico. Domenica scorsa il patrono Alessi ha parlato anche di fischi ingiusti all'indirizzo del trainer, ma è chiaro che devono parlare soltanto i risultati. I tifosi non sono contro la persona Betta, ma contro l'allenatore. D'altronde, quello che preoccupa è la mancanza di gioco della squadra, che fa fatica anche a vincere in casa contro un avversario modesto, qual è il comprensorio Montalto. Domenica i biancazzurri giocheranno in casa contro il Due Torri, altra squadra che verrà all'Esseneto con l'intento di emulare il Montalto stesso e quindi chiudere tutti gli spazi. Senza un gioco lineare, difficile trovare la via della rete.